Nel 1922, nel mese di marzo, a Udine, in un'area marginale rispetto al centro cittadino, si inaugura il frigorifero del Friuli, in risposta a una tendenza diffusa in tutta Italia. Solo 2 anni dopo vi si accosta l'impianto del macello comunale. Quest'ultimo complesso, costituito da diversi edifici collegati da viali, vale a dire direzione, uffici, macello contumaciale, stalle, sale di macellazione, tettoie di presentazione e ricovero carri, è disposto su una superficie di 25.000 metri quadri e fu realizzato in 1 anno su progetto di Ettore Gilberti. Il complesso del frigorifero del Friuli e del macello, per il particolare interesse storico-artistico, nel 1991 viene sottoposto a vincolo e diventa oggetto di progettazione per il suo recupero con varie finalità. Dal 2015 questo complesso di archeologia industriale è divenuto Museo Friulano di Storia Naturale e gli edifici recuperati hanno assunto la funzione di uffici, biblioteca specializzata, area coperta per le attività estive, archivio ardito desio e deposito di paleontologia e geopaleontologia. L'area verde che li circonda è stata recentemente valorizzata con postazioni didattiche che consentono di conoscere l'archeologia sperimentale e la biodiversità urbana. Il recupero architettonico degli edifici è stato possibile grazie ai progetti Interreg Central Europe, CEC 5, e Alpine Space, Alp Grids, che hanno puntato all'efficientamento energetico degli immobili, con impianti fotovoltaici, vetrate che sfruttano la luce naturale, caldaie a condensazione e impianto di illuminazione ad alta efficienza con corpi illuminanti a basso consumo, e alla costituzione di una comunità energetica locale. L'area industriale dell'ex macello rappresenta una sfida interessante per l'allestimento di un museo. La necessità di utilizzare edifici distinti e separati, ancorché collegati da un corridoio, ha infatti vincolato in maniera significativa la definizione del progetto. Il primo percorso, progettato per la sua realizzazione nell'edificio ora in corso di ristrutturazione, è quello dedicato alla conoscenza degli habitat presenti in regione e alla biodiversità, di cui il Friuli Venezia Giulia detiene un vero e proprio record italiano ed europeo. Il secondo percorso espositivo avrà un'impostazione diacronica e tratterà l'evoluzione della vita, dall'origine della Terra ad oggi, e il ruolo dell'uomo nella natura, dalle prime trasformazioni ambientali apportate da Homo sapiens all'Antropocene. La realizzazione di questo museo darà finalmente concretezza al progetto prima dell'abate Jacopo Pirona, poi del nipote Giulio Andrea Pirona. Quest'ultimo, il 26 agosto del 1866, al cospetto del commissario del re Quintino Sella, presentò il progetto della sezione di Scienze Naturali del Museo Friulano. Le collezioni del Museo Friulano di Storia Naturale sono frutto di un patrimonio di conoscenze scientifiche e dell'impegno sul campo di alcuni studiosi già attivi alla fine del Settecento, come Giuseppe Carlo Cernazzai e Girolamo Venerio, e in un secondo tempo a quanti furono legati all'Istituto Tecnico Zanon e alla Scuola Geografica Italiana e di quanti seguirono il loro esempio in tempi più recenti.